Venga! Ecco la prima pietra del nuovo polo tecnologico dell'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, un investimento da 7,2 milioni di euro finanziato per 3 milioni da un soggetto privato. La struttura ospiterà le nuove centrali termiche ed elettriche. Servirà a dare tutta l'energia, tutto il riscaldamento e il raffrescamento dell'ospedale e soprattutto di tutta la nuova piastra operatoria e i nuovi reparti che verranno allestiti nel corso dei prossimi mesi, quindi è una tappa veramente rilevante. Un investimento importante, un investimento che dà garanzie per il futuro dell'ospedale, ma che insieme alla sanità va a tutelare anche l'ambiente, visto e considerato che è un intervento fatto, diciamo, in prospettiva anche del rispetto dell'ambiente per quanto riguarda la produzione di energia. Il progetto prevede la costruzione della struttura, l'installazione di caldaie per l'acqua calda, per la produzione di vapore, di impianti di cogenerazione, un impianto che consentirà di autoprodurre l'energia elettrica necessaria per l'intero ospedale. I lavori dovrebbero concludersi in autunno e a questi seguirà poi il completamento della piastra chirurgica. I sindaci del Feltrino hanno chiesto alla Regione precisi impegni per la conclusione dei lavori della piastra, ma hanno spinto anche per il mantenimento delle ULSS bellunesi. La storia di questa provincia dimostra che in realtà avere almeno 2 ULSS, erano 4 prima, che riescono a stare sul territorio, a presidiarlo e a curare una fetta del territorio molto vasto e poco popolato come il nostro sia un valore aggiunto e non per forza di cose uno spreco di risorse. Sono temi che sono moltissimi anni che vengono dibattuti, noi ci preoccupiamo soprattutto di rendere i servizi per cui siamo chiamati a gestire una struttura complessa come quest'ULSS. Sicuramente avremo a cuore i territori difficili come la montagna, come la laguna, come il Polesine e di conseguenza lo sapremo gestire nel migliore dei modi, garantendo l'attenzione e la vicinanza amministrativa e sanitaria ai cittadini del Feltrino, della montagna e del Polesine.